Buonasera da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Dalla città dello Stretto il ministro degli esteri Tajani lancia un appello perché l'Europa sia più forte. Alla presenza dei rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione si sono aperte le celebrazioni per il 70° anniversario della Conferenza di Messina. Giovane operaio muore folgorato durante il montaggio di un impianto fotovoltaico a Menfi nell'Agrigentino. La famiglia chiede che si faccia chiarezza. La permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina legata all'approvazione della rete ospedaliera regionale, quanto emerso dalla seduta della Commissione Sanità dell'Ars riunita oggi. Prosegue intanto il presidio permanente davanti il San Vincenzo dei genitori dei piccoli pazienti. Tanta Sicilia nelle 7 tracce della prima prova scritta degli esami di maturità dal Gattopardo a Borsellino, studenti soddisfatti delle tematiche proposte. A Palermo inaugurata oggi la sala operativa unica per il controllo e il monitoraggio degli incendi in Sicilia. Spiagge libere e solarium a Catania, l'inaugurazione è prevista sabato, mentre polemica su ritardi e lavori che non sarebbero a regola d'arte. Calcio, il presidente del Catania Pelligra in città da giorni ha ringraziato i tifosi per la fiducia. Il Palermo ufficializzato Inzaghi ha già la testa al calciomercato. Bentrovati a Messina, si sono aperte le celebrazioni per il 70° anniversario della conferenza di Messina del 55. Presenti rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione, i potenziali candidati a organizzare il Ministero degli Esteri. Il ministro Tajani lancia un appello ad una Europa più forte. Francesco Triolo. 70 anni dalla prima firma per l'Europa, si sono aperte a Messina le celebrazioni per il 70° anniversario della conferenza di Messina Taormina del 1955 che fece da apripista alla costituzione dell'allora Comunità Economica Europea, un evento che ha visto tornare nel Salone delle Bandiere i ministri degli esteri dei paesi protagonisti in quell'occasione. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani, insieme a lui anche il presidente della regione Renato Schifani, i rappresentanti degli stati membri dell'Unione Europea, dei paesi candidati e potenziali candidati e delle istituzioni europee. Le celebrazioni si sono aperte con un momento commemorativo dedicato alla figura di Gaetano Martino. Da Tajani è arrivato un appello per un'Europa più forte. Con l'Europa contiamo. Con l'Europa siamo in grado di proteggere meglio i nostri concittadini. Se pensiamo di fare da soli siamo destinati a essere marginalizzati e sconfitti, quindi non c'è altro percorso se non quello europeo. L'Europa deve contare, anche perché quello che sta accadendo accade nel Mediterraneo e quindi noi dobbiamo assolutamente fare in modo che il Mediterraneo diventi sempre più un mare di pace. Dobbiamo lavorare per una de-escalation e costruire la pace. Non è facile, è vero, però bisogna essere testardi, come furono testardi i signori che firmarono un atto qua a Messina con l'impegno di un grande padre dell'Europa che era Gaetano Martino. Quindi il trasferimento a Taormina, dove si terrà 1 o 2 giorni di convegni e panel, alla presenza anche della commissaria dell'Unione Europea per l'allargamento Marta Kos, argomenti di strettissima attualità, dal ruolo dell'Europa nel Mediterraneo al tema dell'integrazione e della difesa europea. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio di 25 anni rimasto ucciso ieri mentre lavorava a un impianto fotovoltaico a Menfi. La procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta. Sentiamo Maglio Viola. Sarà l'autopsia a dover chiarire le esatte cause cliniche della morte di Samuel Scacciaferro, l'operaio di 26 anni di Caccamo nel Palermitano, morto mentre eseguiva alcuni lavori a Menfi, nell'Agrigentino. La procura di Sciacca, competente per territorio, ha disposto l'autopsia sul corpo del malcapitato, rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando a un impianto fotovoltaico in contrada genovese. Il parco in questione è stato posto sotto sequestro e sono tuttora in corsa accertamenti tecnici e la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni. La ricostruzione dell'incidente e la regolarità delle autorizzazioni tecniche e amministrative dell'impresa proprietaria dell'impianto sono affidate ai carabinieri. La famiglia ha dato mandato all'avvocato Giuseppe Canzone di seguire la vicenda. Bisognerà fare piena luce su tutti gli aspetti di questa tragedia, a partire dalle mansioni assegnate a Samuel, ai percorsi di formazione e sicurezza previsti dalle norme di prevenzione, fino all'organizzazione della sicurezza generale del cantiere, dicono i familiari in una nota ufficiale. Le istituzioni, le aziende, le organizzazioni sindacali e tutta la società civile hanno
hanno il dovere di impegnarsi concretamente e non solo a parole per garantire condizioni di lavoro sicure, formazione adeguata e controlli rigorosi. Nessuna famiglia dovrebbe trovarsi a piangere un figlio partito per lavorare e mai più tornato. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia che vive questa nuova tragedia, dice il sindaco Franco Fiore. Caccamo perde un altro figlio in circostanze tragiche. Morti bianche e femminicidio sono le piaghe di questi anni e il nostro paese le vive sulla propria pelle, al pari del resto d'Italia, conclude il primo cittadino, ricordando anche la vicenda di Roberta Siragusa. Nuove minacce al presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. Ha trovato un foglio di giornale con il suo nome e delle croci. Così è stata intensificata la vigilanza. Sentiamo Lorena Dolci. Quando fiction e realtà si incrociano, mentre nelle aule del Tribunale di Palermo si girava il film su Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone, un'altra donna magistrato finiva nel mirino. Proprio in quei giorni, era l'agosto scorso, qualcuno si intrufolava nelle stanze e lasciava all'interno di un fascicolo un foglio di minacce. Devi smettere di occuparti dei figli degli altri. Claudia Caramanna non si è fermata e neanche le minacce. In questi giorni è stato trovato un altro ritaglio di giornale con la foto di Falcone e sopra la scritta Caramanna e poi una croce grande e 3 croci piccole. Il motivo? La presidente del Tribunale dei minori di Palermo ha continuato a sentire le mogli dei 180 boss arrestati nell'ultimo blitz della DDA. Ad ognuna ha spiegato che c'è un'alternativa ai propri figli, che possono andare via e ricominciare lontano da dove sono cresciuti. È il messaggio del protocollo Liberi di scegliere, ideato dal presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, e finito alla base di una legge regionale e di un protocollo nazionale. Un messaggio rivoluzionario che mina alla base il potere mafioso. Alla Procura per i minorenni di Palermo i fascicoli per la decadenza dalla responsabilità genitoriale sono passati da 33 a 123. Le famiglie dei boss mostrano di non gradire. Alla giudice, che da mesi vive sotto scorta, è stata intensificata la vigilanza. A Palermo un bambino di 7 anni è stato investito da un furgone, è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Cimino di Termini Imerese, dove poi i rianimatori dell'ospedale lo hanno stabilizzato. Il piccolo è stato poi trasferito al Di Cristina, dove si trova ricoverato in coma farmacologico. La prognosi è attualmente riservata. Al centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo la situazione del centro di eccellenza oggi è stato in qualche modo al centro di una commissione sanità proprio all'ARS. Si evince da questo appuntamento odierno che bisognerà attendere, bisognerà che alcuni meccanismi siano perfezionati perché il centro possa essere inserito nella rete ospedaliera. Intanto i genitori continuano ad andare avanti nel loro presidio permanente davanti all'ospedale. Sentiamo. Rassicurazioni sulla permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica arrivano da Palermo e dalla Commissione Sanità dell'ARS, dove oggi si è discusso proprio del mantenimento del presidio a Taormina. L'ASP di Messina ha annunciato, il manager QC lo ha inserito nella comunicazione tecnica inviata alla Regione sulla rete sanitaria provinciale insieme alla copertura finanziaria, intanto sino a dicembre 2025, ma c'è la necessità di alcuni passaggi tecnici per l'inserimento nella rete sanitaria regionale che sarà discussa nei prossimi giorni. Intanto prosegue il presidio del Comitato dei genitori dei piccoli pazienti fuori dall'ospedale. La preoccupazione è sempre viva se prima non arriveranno notizie certe sul futuro della struttura, perché al CCPM di Taormina ci sono bambini e bambine nati, cresciuti e tenuti in vita attraverso terapie specifiche sperimentali. Su di noi non c'è soltanto quindi la spada di Damocle, diciamo, della salute, dell'imprevisto a livello di salute dei nostri figli, dei nostri cari, ma adesso si deve aggiungere in maniera, e perché si deve aggiungere non si capisce, questa problematica delle tempistiche, del dubbio sul quando, sul dove, sul come, non va bene. Questo centro è importante per noi, perché senza questo centro noi dove andremo? Il mese scorso mia figlia ha iniziato una terapia sperimentale con un farmaco sperimentale per il cuore e deve essere monitorato costantemente. E se il 31 luglio finirà tutto, io devo portare mia figlia. Io non voglio vedere mia figlia, questa è la mia preoccupazione.
Voltiamo decisamente pagina. Oggi è stato il primo giorno degli esami di maturità anche per gli studenti siciliani, che hanno ritrovato nelle 7 tracce dei temi previsti molta Sicilia, da Tomasi di Lampedusa alla mafia, con la strage legata appunto a Paolo Borsellino. Sentiamo nel servizio di Desiree Ferlito come gli studenti hanno affrontato questa giornata. Il brano è ispirato al pensiero del giudice antimafia Paolo Borsellino dal titolo I giovani, la mia speranza e il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, dedicato alla visita di Angelica nella casa dei principi di Salina. C'è molta Sicilia tra le 7 tracce a disposizione degli studenti che hanno affrontato oggi la prima prova degli esami di maturità. Abbiamo trattato molto spesso questa tematica della mafia, tra l'altro fortemente correlata a quella che è la nostra terra, quindi ci sentivamo anche in dovere di affrontare questo argomento. Avevo già svolto un compito su Falcone, quindi bene o male la tematica era ricorrente e Borsellino appunto richiedeva ai giovani lo sforzo per riuscire a sconfiggere appunto il fenomeno mafioso. Eccoli uscire dal portone dell'Istituto Galilei a Catania con un mezzo sorriso che sembra spegnere l'ansia di una giornata ricca di emozione. Prima cosa da fare, riappropriarsi del telefono cellulare e chiamare a casa per dire sostanzialmente è andata bene. Per gli autori anche una poesia di Pasolini e poi il testo argomentativo, una riflessione sul tema rispetto, parola dell'anno secondo Treccani. Ho cercato di dare il massimo, ovviamente ho scelto la tipologia B2 che parlava appunto del rispetto che ad oggi un po' tende a mancare, soprattutto nella generazione di oggi, parlando anche della violenza sulle donne, che è una tematica diciamo molto combattuta al giorno d'oggi. Pasolini e Tomasi di Lampedusa, quindi inaspettati, penso sia andato molto bene. Tra le tracce anche il ruolo dei social media con un focus sull'indignazione che pone ai giovani un interrogativo. Ma su cui si poteva lavorare, comunque lo reputavo quello su cui mi potevo muovere di più, quindi ho scelto quello. Per la traccia sul giudice antimafia è emozionato anche il fratello Salvatore Borsellino. La speranza è nei giovani, si legge nella lettera rivolta agli studenti di un liceo di Padova mai completata dal giudice. Quando i giovani saranno adulti avranno più forza per combattere la mafia di quanto io e le mie generazioni abbiamo avuto. A Palermo un vigile del fuoco è stato aggredito e ha riportato la rottura del setto nasale. L'episodio è avvenuto questa notte, poco dopo l'1, nel quartiere Brancaccio per una mancata precedenza. Tutto avvenuto nel giro di pochi attimi. Prima l'uomo a bordo di uno scooter insieme a una donna ha inveito contro il mezzo dei vigili che era riuscito a evitare l'incidente stradale. Poi le offese, i pugni, la testata contro il vigile del fuoco colpevole di avere suonato il clacson per fermare la moto all'incrocio. È tutto nonostante i tentativi degli altri componenti della squadra di placare l'ira dell'uomo. A fermare l'aggressore è stato poi l'arrivo delle volanti di polizia che lo hanno identificato e denunciato. A Palermo è stata inaugurata oggi la sala operativa unica per il controllo e per il monitoraggio degli incendi in Sicilia. Emanuela Corsi. Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio antincendio in Sicilia, riunendo Protezione Civile e Corpo Forestale nel periodo antincendio anche Vigili del Fuoco. Alla vigilia della stagione estiva la Regione siciliana si dota di una nuova sala operativa unica, inaugurata a Palermo nella sede di Sicilia Digitale, con l'obiettivo di ottimizzare il coordinamento delle forze in campo e di garantire interventi antincendio più rapidi ed efficaci. La sala è composta da un settore dove viene svolta l'attività operativa del Corpo Forestale per il coordinamento degli interventi. Le segnalazioni degli incendi arrivano tramite il 1515 o attraverso le torrette di avvistamento. Sui maxi schermi vengono segnalati incendi ed interventi aerei. La parte delle operazioni di terra invece viene svolta nei centri operativi provinciali che coordinano le squadre del Corpo Forestale e della Protezione Civile. È un passo in avanti che prelude all'inaugurazione l'anno prossimo della Control Room che attraverso riprese dall'alto controllerà tutto il territorio, questo grazie a fondi del PON Legalità messici a disposizione del Governo nazionale che erano quasi perse e che abbiamo recuperato grazie alla sensibilità del ministro Piantedosi. La stagione degli incendi è già iniziata ed in Sicilia è già allerta, complice il clima caratterizzato da caldo e scirocco. Secondo uno studio effettuato dall'ISPRA nel 2024, l'isola è stata la regione con la maggiore estensione di incendi boschivi, con una superficie complessiva di oltre 17.000 ettari ridotti in cenere.
Ed è stata oggi una giornata di maltempo in Sicilia, dove dal mattino si sono verificati fenomeni temporaleschi in diverse zone dell'isola. Piogge forti, improvvise a Palermo, con disagi per gli automobilisti in viale della regione siciliana. Il traffico è andato in tilt. E adesso invece vediamo nelle immagini un tornado che si è formato nel Siracusano, nella zona di Pedagaggi, frazione di Carlentini. La tromba d'aria ha sprigionato una violenta intensità con raffiche di vento che avrebbero toccato i 120-130 km/h. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla su tutta l'isola anche per la giornata di domani. A Catania è polemica sui tempi per l'inaugurazione di spiagge e solarium, ma anche su alcuni lavori che non sarebbero, a detta di alcuni, fatti a regola d'arte. Intanto, a proposito di inaugurazione prevista per sabato prossimo, sentiamo Tonino De Mana. Con grave ritardo rispetto al passato si avvicina il momento dell'apertura delle spiagge libere della Playa, del Solarium di Ognine e della passerella per disabili di San Giovanni di Cuti. L'inaugurazione ufficiale, maltempo permettendo, dovrebbe avvenire sabato 21, come abbiamo anticipato domenica scorsa, ma alla spiaggia libera numero 3, ribattezzata Stromboli, gli amanti della Tintarella la frequentano già da oltre 2 settimane. C'è il servizio di salvataggio, ci sono le docce, ci sono i parcheggi, sempre a pagamento, e purtroppo c'è l'immancabile spazzatura che dà il benvenuto ai bagnanti. A ridosso della passerella, in alcuni punti non certo realizzata a regola d'arte con viti filettanti sporgenti, si trovano rifiuti e numerosi cocci di vetro, alcuni di questi riversati e mischiati sulla sabbia. Capitolo disabili, non ci sono le scivole, mancano percorsi ad hoc, come denuncia questa signora. La cosa che manca, che è fondamentale, è una bella passerella per i disabili, per i diversamente abili, perché noi possiamo andare. Una cosa che il comune forse non ci ha pensato, e noi per le persone che hanno bisogno dobbiamo pensare ancora di più. La Sindaco, pensiamo molto più per i disabili e un pochino per meno alle persone abili o le persone magari che possono fare di più. Pensiamo per chi non può. Imbarazzante la situazione alla spiaggia libera numero 2 Vulcano, con cumuli di immondizia all'entrata ed un cantiere aperto per l'abbattimento di vecchi manufatti. Scenario immutato malgrado qualche intervento di pulizia alla spiaggia libera numero 1 Etna, dove l'unica montagna è quella delle decine di bottiglie accatastate a ridosso del varco principale. Intanto prosegue il montaggio del solarium del nautico ad Ognina. Conclusa la piattaforma principale, è in corso il montaggio delle scalette per l'accesso a mare. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo tra poco, andremo a Palermo, dove si potrebbe anche dover dare l'addio alle carrozze con cavalli. A tra poco. Siamo tornati in studio a Palermo, potrebbe essere soltanto un bel ricordo il giro turistico ma anche dei cittadini stessi per la città su carrozza e con il cocchiere ovviamente a indicare la strada al cavallo. La Giunta ha annunciato lo stop, adesso serve il sì del Consiglio Comunale. Sentiamo. Una svolta storica. A Palermo entro un anno si potrebbe dire addio per legge alle carrozze trainate da cavalli che portano in giro i turisti. La giunta comunale ha annunciato lo stop, ma serve adesso il sì del Consiglio. A Palermo finalmente sta crescendo la sensibilità intorno al benessere animale e alla tutela dei loro diritti e sta crescendo da diverse parti dell'amministrazione e delle forze politiche la volontà di trovare delle soluzioni condivise superando gli ostacoli normativi per abolire le carrozze trainate dai cavalli. E oggi siamo stati nel cuore della città e questa notizia ovviamente non fa che gettare nello sconforto i cocchieri che comunque in caso di addio alle carrozze avrebbero un indennizzo. L'ho presa male, come io, come gli altri colleghi miei. Qua il cavallo Che fa il cavallo? Che fa? Il cavallo è all'ombra, ci diamo da bere. Ma i primi animalisti siamo noi che tuteliamo il cavallo, non loro. Loro che sanno fare il cavallo, neanche sanno quanto mangia un cavallo. Non tramonta però l'idea che si possano fare omologare delle apposite carrozze elettriche come già accade in altre città. Quanti anni fa lei questo lavoro? 40 anni. No, 40 anni, mio padre cocchiere, mio nonno cocchiere, i miei cocchieri, tutti cocchieri erano. E lei pensa che io alla sera non dormo, alla notte non dormo perché penso a questi qua che vogliono togliere i cavalli. Ma stanno scherzando? Lei c'ha figli, c'ha famiglia? C'ho figli, una famiglia, ho comprato una famiglia qua, ho cresciuto una famiglia, campo una famiglia.
Io ho la casa da pagare, 450 euro al mese, se devo pagare come la pago? Intanto conosciamo Caterina e Salvatore, una bellissima coppia che si ritrova indirettamente al centro di polemiche e spaccature e in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Nelle sale cinematografiche italiane da domani il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio con 2 attori siciliani d'eccezione, Nino Frassica e Alessio Vassallo. La pellicola si chiama Rivederci Tristezza ed è stata girata ad Acireale, ma sentiamo tutto nel servizio di Eva Spampinato. Se mia figlia t'ha lasciato un motivo ci sarà. Un film che parla di seconde possibilità con un punto di vista maschile lontano dagli stereotipi delle cronache attuali. Buongiorno tristezza. Arrivederci Tristezza, il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio, dal 19 giugno nelle sale italiane, è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival con un ottimo successo di pubblico. Complici gli amatissimi protagonisti, tutti siciliani: Alessio Vassallo, che interpreta Aldo, quarantenne mollato dalla storica compagna di 15 anni, e Nino Frassica, un terapeuta sopra le righe. E poi un tema super attuale, il ghosting. Io neanche sapevo l'esistenza di questo termine. Ghosting. Sparire come un fantasma, senza dare nessuna spiegazione. Quando vieni costato, vieni lasciato, qui è un film al maschile, gli uomini non devono andare a compiere quello che leggiamo purtroppo sulle cronache dei giornali, ma possono essere assistiti, in questo caso da uno psicoterapeuta, che vi assicuro che è serio in questo film, che è Nino Frassica. E soprattutto poi la cosa bella è che si comincia a parlare, che è una cosa che manca in questo periodo, la comunicazione tra i giovani e anche tra gli adulti, siamo tutti chiusi nei telefoni. Invece parlare e confrontarsi ci fa anche capire che molte di queste persone hanno vissuto la nostra esperienza. Dottore! Ma si rende conto di che ora è? La prego, mi aiuti a calmarmi. È un dramedy, perché comunque c'è una parte di dramma e una parte di allegria, nel senso anche perché per esorcizzare questa Rivederci Tristezza l'allegria era importante. Con il supporto di un'amica e di un inedito psicoterapeuta, Aldo scoprirà che anche le ferite più profonde possono diventare il punto di partenza per un nuovo inizio. Ma ci racconta anche come esorcizzarla questa tristezza, come incamerarla e come conviverci. Il film, girato ad Acireale, racconta con dolce ironia e sensibilità come il cuore possa ricominciare a battere. Ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco per andare in casa del Palermo e del Catania che preparano la nuova stagione. Siamo al calcio. Il presidente del Catania Pelligra, in città da giorni, nel consueto meeting con gli sponsor, ha ringraziato i tifosi per la fiducia. Il Palermo, intanto ufficializzato Inzaghi, lavora in vista della prossima stagione. Marco Gullà. A Catania da qualche giorno per programmare assieme al suo staff la prossima stagione, il presidente rosso-azzurro Rosario Pelligra ha partecipato ieri al consueto meeting di fine stagione con gli sponsor, ringraziando partner commerciali e tifosi rosso-azzurri. Un momento importante in cui il patron del Catania ha più volte sottolineato l'importanza dei fans del Catania. Voglio ringraziare tutti oggi, anche voglio ringraziare i nostri tifosi per hanno soffrito, però dammi fiducia, signor Pan, per portare questo progetto avanti. Forza Catania! E il lavoro prosegue per porre le basi in vista del prossimo campionato, che per il Catania deve essere quello del riscatto. Palermo, arrivata all'ufficialità di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, il DS Carlo Osti pensa alla costruzione della squadra. Non ci sarà una rivoluzione, ma sarà puntellata e impreziosita la rosa. Una delle opportunità attualmente prese in considerazione dal club rosanero riguarda Tommaso Augello, laterale mancino, classe 94, il cui contratto con il Cagliari è in scadenza, consentendo così un'acquisizione a parametro zero. In alternativa si valuta Bradaric, mancino croato di proprietà del Verona. Per quanto concerne la fascia destra, l'opportunità individuata è rappresentata da Lazovic, anch'egli in uscita dal club scalicero. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie per l'attenzione a tutti voi, una buona serata.